La preoccupazione dei dirigenti scolastici è assolutamente comprensibile, non possono essere loro ritenuti penalmente o civilmente responsabili dei comportamenti, però dobbiamo veramente adoperarci perché l'anno scolastico possa riprendere da subito in presenza. Da insegnante io ho sentito la mancanza del contatto con gli studenti e io mi auguro che tutto lo sforzo che si sta facendo possa dare da subito la possibilità di riprendere le lezioni. Una generazione che manca di una presenza in aula credo poi lo sentirà, lo sentirebbe nel futuro, per cui l'auspicio è veramente che lavoriamo tutti per poter consentire ai nostri ragazzi di tornare in aula e chiaramente questo vuol dire avere comportamenti prudenti non solo nelle aule ma anche in tutti i luoghi di aggregazione sociale. Parla da docente Arturo Lorenzoni, consapevole di quanto la didattica in classe sia fondamentale per i ragazzi. Studenti, ma anche docenti e presidi devono essere posti nelle condizioni di poter vivere in sicurezza il ritorno a scuola. I dirigenti scolastici non possono essere lasciati soli e con il carico di responsabilità in caso di contagi. Anche le famiglie degli studenti devono essere sostenuti, dice Lorenzoni. La coalizione di centrosinistra che lo sostiene potrebbe presto annunciare alcune proposte proprio a sostegno delle famiglie che hanno bambini piccoli. Intanto l'invito a tutti a non abbassare la guardia, ad essere sempre prudenti usando la mascherina e evitando gli assembramenti. La decisione del governo di chiudere le discoteche è stata un'azione necessaria, ha detto Lorenzoni. Il TAR del Lazio nelle scorse ore ha respinto proprio le richieste dei gestori dei locali notturni. Io credo che il governo, il ministro Speranza si stiano muovendo con estrema razionalità e determinazione. La libertà finisce per ciascuno di noi dove inizia quella degli altri e non possiamo pensare di voler a tutti i costi avere comportamenti che possono essere pericolosi per gli altri. La nostra attenzione deve essere massima e sappiamo anche che quando i ragazzi si ritrovano la sera insieme il rischio di avere delle concentrazioni forti è elevatissimo. Dobbiamo avere comportamenti prudenti e io credo che questo sacrificio sia indispensabile per evitare che nei prossimi mesi, con il ritorno dell'autunno, dobbiamo vivere un secondo periodo di chiusura come quello che abbiamo vissuto. È un sacrificio, ma un sacrificio che sicuramente vale la spesa per tutti, soprattutto per la parte più fragile della nostra popolazione che dobbiamo proteggere in ogni modo.